Euroregione.news. Eureka, Pordenone per cultura e creatività. In fiera a Pordenone il 20 e 21 gennaio ci sarà un'occasione per far incontrare cultura, arte e imprenditoria, presentata con grande enfasi dal presidente della fiera di Pordenone Renato Pugliatti, con l'assessore regionale Tiziana Gibelli e il presidente di Confindustria Alto Adriatico onorevole Michelangelo Agrusti. Questa è un'iniziativa della regione fatta come sede a Pordenone. Pordenone Fiere mette a disposizione tutta la sua palazzina uffici per i matching, così come per le presentazioni delle varie sessioni. È un'iniziativa che è veramente importante per tutta la nostra regione, perché con il connubio cultura insieme ad azienda è quello che è importante per il futuro, per migliorare la cultura, ma anche per elevare il livello già buono nella nostra regione, per fortuna, di attenzione da parte delle aziende alla cultura. Questa fiera è un modo di dire: ci siamo prepotentemente e ci siamo in prospettiva. Ci siamo con le imprese culturali e le imprese creative, e ci siamo con l'impresa tradizionale che ha bisogno della creatività delle imprese culturali. Li facciamo incontrare, speriamo che si fidanzino. Qui è nata probabilmente sul campo un'esperienza positiva di rapporto tra mondo dell'impresa e mondo della cultura. L'ulteriore salto che si sta facendo è la cultura che diventa essa stessa impresa tra le imprese, e questo è un fatto straordinariamente positivo, perché eleva la qualità della proposta culturale e nello stesso tempo costruisce una relazione diversa col mondo delle imprese. Questo per far crescere una comunità, che è quella della città, che è quella del suo territorio, dei suoi paesi, anche caratteristici, fare in modo che le attività culturali trovino anche una ragione economica, e questo una volta sarebbe stata considerata una blasfemia, oggi viene considerata una cosa largamente positiva. Devo dire che questo ha contribuito anche il cambio generazionale all'interno delle imprese, che hanno fatto crescere una generazione di imprenditori sensibili, molto sensibili, sia come fruitori della cultura sia come sostenitori della cultura. Da Pordenone per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.